La Regione Veneto insieme a Veneto Lavoro, anzi ha affidato a Veneto Lavoro il compito di realizzare Veneto Welfare. Veneto Welfare è il contenitore attraverso il quale si vuole promuovere tutto ciò che aiuta la persona, l'impresa, gli intermediari a focalizzare meglio l'esigenza relativa alla previdenza, all'assistenza e a tutti i sistemi di welfare. In particolare vuol promuovere i fondi previdenziali sia contrattuali che quelli aperti, quelli privati, vuole promuovere tutta l'attività legata alla previdenza sanitaria come complementarietà a quella pubblica e interviene sulla dimensione del welfare aziendale e territoriale. C'è un problema di cultura diffusa, nel senso che c'è un problema proprio di educazione finanziaria attraverso la quale la persona fin da giovane può cominciare a farsi carico del proprio futuro dal punto di vista finanziario e quindi come usare i propri quattrini. Dall'altra però c'è anche da dire che i fondi sia privati che pubblici, parlo dei fondi contrattuali, hanno una dimensione di vicinanza alle persone legati o alle imprese o al territorio debole, di conseguenza la crescita della previdenza complementare sia pubblica che privata è stata rallentata. A livello nazionale noi abbiamo un 25% di adesione, il Veneto è 35-40%, il Trentino Alto Adige è la regione che arriva a superare il 40%, e questo perché c'è stata una forte azione da tempo delle due province in termini promozionali e di incentivazione proprio all'adozione di misure complementari.